terminata con il risultato di 3-0, la prima sfida interna in campionato per il Palermo Calcio a 5 contro il San Isidro Bagherese con il tecnico mister Salvo Piccolo. Le chiediamo subito un giudizio sulla partita. È stata una partita abbastanza complicata, abbiamo sviluppato il gioco troppe volte a tratti e questa non è stata una cosa positiva, però mi ritengo abbastanza soddisfatto per il risultato, ma ancora per il gioco abbiamo molto da lavorare. Nei 3 gol praticamente abbiamo sempre visto il gioco, i piedi possiamo dire di Vincenzo Saviano. Che partita è stata di questo giovane giocatore che è arrivato ma sta subito praticamente sentendosi protagonista in questa squadra? Lui si è perfettamente integrato nel nostro gruppo, così come un po' tutti i ragazzi che sono arrivati, nuovi innesti. Tant'è vero che anche Guglielmini ha fatto una gran bella partita, ma devo dire che tutta la squadra si è mossa abbastanza bene. Ripeto, dobbiamo sviluppare ancora delle trame di gioco un po' meglio, in maniera un pochettino più incisiva, però ci lavoreremo sicuramente. Mister, le chiedo quanto era importante oggi tornare a vincere, soprattutto anche alla luce dell'eliminazione in Coppa Italia. Quella sconfitta brucia e brucerà per tutto il resto della stagione, inevitabile. È stato inevitabile, non ce l'aspettavamo. Siamo stati probabilmente superficiali ad approcciare la partita e abbiamo pagato in maniera cara questo errore. Cercheremo in tutti i modi di non sbagliare più. Come giudica invece il pubblico di casa? Sempre molto caldo? L'ha lasciato al Toscia, oggi lo ritroviamo al Pala Don Bosco? Assolutamente sì, è stata una bella scommessa trasferirci qua. Devo dire che ci seguono con molto fervore e con molto amore, e questa è una cosa importante per tutti i ragazzi della squadra, perché insomma è importante avere il seguito, è importante avere l'incitamento continuo e costante dei nostri supporter. Adesso invece diamo un piccolo sguardo alla prossima partita contro il San Vito, una trasferta molto lunga. Cosa si aspetta da questa partita e soprattutto come preparerà in settimana il match? San Vito è sempre complicato, sarà sempre complicato, un po' per il campo, un po' per il caldo, un po' per gli avversari che sono sempre tosti. Proveremo a prepararla nel miglior modo possibile in maniera da poter riuscire a fare un risultato positivo. Ringraziamo mister Salvo Piccolo. Grazie a voi.